Pace e bene a voi, fratelli e sorelle qui presenti, e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto che troviamo al numero 2. Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà, canti la gloria del suo nome, grande e sublime santità. Dicano tutte le nazioni, non c'è nessuno uguale a te. Sono tremendi i tuoi prodigi, nell'universo tu sei re, tu solo compi meraviglie con l'infinita tua virtù, guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. Sì, tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà, ma esso sa di respirare nella tua immensa carità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace, la misericordia, l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Dal libro della Genesi. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato.
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Alleluia, 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 alleluia. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Ascoltatemi tutti e comprendete bene. E poi un enigma. Gesù parla in una maniera che neanche gli apostoli riescono a comprendere, in parabole.
E a voi, dice, è dato di comprendere. A chi non ha lo Spirito non comprende. Ed è questo che il Salmo, per benedire il Signore, uno può benedire il Signore quando ha lo Spirito. Se tu togli lo Spirito, l'uomo muore. Quando è attaccato solamente a delle cose esterne, ma non arriva a sentire lo Spirito che guida il suo cuore, non ha nessun senso. Ma tu, o Signore, mandi il tuo Spirito e fai una creazione nuova e rinnovi l'uomo con il tuo Spirito, come soffiasti su quella polvere, su quella terra, e hai dato il tuo Spirito e hai creato l'uomo, così lo ricrei con lo Spirito. E Gesù nel Vangelo di questo mettere in risalto quello che è importante, che forse noi lo mettavamo da parte, che ci è stato donato la capacità di poter celebrare l'Eucarestia in una maniera degna come qualcosa del popolo di tutti e non solamente del celebrante. È stato messo in risalto un aspetto, e questa è una maniera con la quale il Signore viene incontro. Guarda all'essenziale, guarda al cuore. E allora puoi dire: grazie, o Signore, che il tuo Spirito mi dona di comprendere, di ascoltare e comprendere la tua parola, che vuol dire poterla vivere nella mia vita.
Ci uniamo all'offerta del pane e del vino, cantando assieme: salga da questo altare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane t'offriamo, per i tuoi doni elargiti. Ringraziamo, salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, 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 Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Cesare, loro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che Tu sei presente nel Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con Te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di Te spiritualmente, possa compiere con amore la Tua volontà e che niente possa mai separarmi dal Tuo amore. Amen. Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai Suoi. Prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi. Formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. Preghiamo.
O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che unite a Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. E nel nome del Signore andate in pace. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.
Zanatta Vetro Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Cari amici, ben ritrovati. Perturbazione che va, perturbazione che viene e il tempo è sempre uguale. Spesso grigio, anzi quasi sempre grigio, con a tratti dei piovaschi che attraversano il territorio. Tuttavia non sono previste, sì, è una perturbazione, l'ennesima, ma queste ultime perturbazioni non sono particolarmente decise e incisive. Parliamo appunto di piovaschi e qualche scroscio di pioggia. Comunque l'ombrello potrà servire, perché anche se sono dei piovaschi o dei rovesci di pioggia magari non continuati e momentanei e anche irregolari sul territorio, possono dar fastidio soprattutto alle donne, ai capelli, ai bei capelli, anche perché condito tutto questo ambiente, questo momento da tanta umidità, e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, e quindi l'ombrello può servire, può aiutare. Anche le temperature senza variazioni significative. E io mi fermo qui, ci riaggiorniamo presto, cari amici.